Molte grazie. La mia relazione adesso treccia abbastanza strettamente con quanto ha detto la dottoressa Valeriano. Io parlerò appunto dell'eugenica e il razzismo in Italia fascista prima delle leggi razziali. Ma vengo da prima, da molto prima, perché ho cercato di sviscerare questo problema cercando di seguire un filo logico nel percorso scientifico che c'è stato. E tutto, diciamo, comincia da Darwin. Darwin scrive nel 1859 L'origine della specie. Lui certamente non aveva nessunissima idea né di darwinismo sociale né tantomeno di eugenica. Suo cugino Francis Galton, di cui è stato appena detto, invece era molto preoccupato per la decadenza biologica delle classi agiate della Gran Bretagna e ha pensato che si potesse ottenere un miglioramento, come si faceva con i cavalli, i cani, eccetera, eccetera, attraverso scelte matrimoniali indirizzate, cioè consigliate. Pubblica questo Hereditary Talent and Character e poi Hereditary Genius, in cui fa capire che le qualità della classe dirigente erano ereditarie, cioè si trasmettevano nelle famiglie in maniera, diciamo, molto solida. Ma nel 73 pubblica questo articolo Hereditary Improvement, cioè del miglioramento della specie. E qui, appunto, è già stato detto, l'elite dovrebbe ricevere incentivi per procreare, le classi inferiori dovrebbero astenersi dal farlo, scusate, e lui aggiunge, altrimenti potrebbero essere considerati nemici dello Stato. Nemici dello Stato, questo nell'Ottocento ancora. Successiva elaborazione del suo pensiero, quando era più vecchio, insomma vicino alla fine della vita, si è attenuata questa cosa dicendo che, diceva, non ho scritto tutta la frase, ma insomma la natura produce la selezione naturale, eccetera, eccetera, l'uomo may do prudently, quickly and kindly. Lo può fare in maniera accurata, rapidamente e gentilmente, cioè si può diciamo, indirizzare la selezione migliorativa. Nel 1904 fonda l'Eugenics Record Office. Questo Eugenics Record Office raccoglieva gli alberi genealogici delle famiglie più agiate, ricche, eccetera, eccetera. Lui sperava che con questo chi voleva sposarsi andasse un po' a vedere queste cose, mentre invece tutti quanti si curavano più del patrimonio che di altre cose. Però si è occupato anche della demografia di Londra, e dimostrando che appunto le classi meno agiate erano quelle che si producevano di più e ovviamente che quegli altri invece, come aveva già previsto, tendevano a sposarsi fra di loro. Scusate, c'è qualcosa che suona. Ecco, per quanto riguarda la razza è qualcosa che ha diciamo, delle descrizioni, cioè molto, ma molto, molto indietro, però nel Settecento, fine del Settecento, nel Messico, Nueva Spagna, mettono insieme quelle che chiamano castas, cioè le tipologie di incrocio tra spagnoli, cioè i coloni spagnoli, tra schiavi neri e tra poi i locali, gli indigeni locali, con tutta una categoria che è tipicamente, insomma, una specie di genetica degli incroci, questa. La visione razzista ovviamente c'era in tutti i paesi che avevano colonie, perché ovviamente il colonizzatore metteva sotto i piedi gli indigeni e quindi naturalmente era chiarissimo la situazione. Però nel 1853 Gobineau pubblica questa Essai sur l'inégalité des races humaines, che è una silloge di tutto quello che sapeva, ma anche di scientifico, perché parla delle lingue, delle identificazioni dei ceppi, eccetera, eccetera, eccetera. E afferma ovviamente la supremazia della razza bianca su tutte le altre, anzi parla addirittura di razza ariana. Questo pensiero di Gobineau
ha determinato lo sviluppo e il tipo di sviluppo di tutti gli studi antropologici ed etnografici intorno dell'Ottocento, compresi poi quelli che conosciamo. La fine dell'Ottocento, e qui andiamo a un'altra parte, vede una violenta ripresa dell'antisemitismo. In Francia l'affaire Dreyfus, in Italia articoli contro gli ebrei sulla rivista Civiltà Cattolica, e quindi la fine dell'Ottocento e l'inizio del XX secolo c'è una coesistenza di razzismo, eugenica e antisemitismo. Queste sono le tre componenti che il Novecento eredita dal secolo precedente. Nell'inizio del Novecento vengono riscoperte le leggi di Mendel, indipendentemente, erano state scritte nel 1865, quindi poi era stato pubblicato su un piccolo, un articolo su una piccola rivista di quelle molto poco lette, ma Bateson invece pubblica il primo libro di genetica. A proposito, ha dato anche la parola genetica. Bateson si è inventato Genetics, l'ha inventata Bateson. E un trattato molto molto interessante, Mendel's Principles of Heredity, in cui spiega tutto, cioè spiega la base della genetica del Novecento e anche poi del secolo successivo, si fonda su quello che ha scritto Bateson. Questa genetica gode subito di grande favore, prima di tutto perché spiega le origini delle differenze individuali e le modalità della trasmissione, secondo regole precise. Ma la cosa interessante è che, a differenza del darwinismo, che è sempre stato visto di cattivo occhio perché era una scienza che prevedeva una dinamica, cioè prevedeva una dinamica, un cambiare nel tempo, invece l'establishment britannico ha immediatamente sposato la genetica come una dimostrazione che l'evoluzionismo non era corretto. Quindi la genetica si sviluppa come antitesi dell'evoluzionismo, questa è una cosa molto interessante. E avendo ben presente l'idea di Galton, Bateson così si esprime nelle pagine conclusive del trattato. Ho tradotto, insomma, spero di aver tradotto bene. La conoscenza genetica porterà certamente a una nuova concezione della giustizia ed è probabile che alla luce di tale conoscenza l'opinione pubblica accolga favorevolmente nuove misure più efficaci per estinguere la criminalità e i comportamenti degenerati, ecco la degenerazione, di quanto non siano stati secoli di condanne penali. Questo l'ha scritto Galton, dedico a Bateson nel 1913. Immediatamente negli Stati Uniti prendono delle descrizioni di famiglie particolarmente interessanti per la degenerazione, l'ereditarietà della degenerazione, e vengono reinterpretate in termini genetici. Questa è una famiglia, Kellican è un nomignolo che le avevano dato, ma insomma la cosa interessante, non è visibile da lontano, però è una famiglia in cui un uomo ha sposato due donne. Allora, dalla prima ha avuto dei figli, tutti, si chiama normal line, figli tutti per bene, eccetera, eccetera. La seconda invece, degenerate line, ecco, di tutto e di più. Allora, questa cosa è passata come l'esempio che la donna degenerata, diciamo, aveva determinato una genealogia di degenerati, la donna, la prima sposa, invece aveva determinato una genealogia di persone per bene. Ovviamente capite bene che questo non è credibile, però la concentrazione familiare di casi di questa cosiddetta criminalità, ma badate che la criminalità includeva l'alcolismo, il furto, la prostituzione e il pauperism, cioè la tendenza a vivere in povertà. Viene spiegata in termini di genetica mendeliana, facilissima, perché povero con povero fa solo povero, povero con ricco potrebbe darsi che i figli poi diventino poveri, diventino ricchi, dipende un po' da loro, ricco con ricco fa sempre ricco. Ecco, e quindi questa era lo diciamo adesso per ridere, ma in realtà ci credevano a queste cose. Ma la cosa invece terribile è che già nel 1907
negli Stati Uniti con questo tipo di ragionamento, nello Stato di Indiana viene approvata una legge che consente la sterilizzazione coatta sui minorati psichici, criminali e asociali. Questo è un metodo di eugenica negativa, nel senso che impedisce la riproduzione in maniera violenta, nel senso che vengono praticamente castrati e quindi non possono trasmettere questi loro caratteri alla progenie. Questo metodo trova entusiastica applicazione in Germania, dove non esisteva una legge specifica, perché siamo agli inizi, quindi nel 1910, una cosa di questo genere, e quindi verrà sanata tutta questa serie di castrazioni obbligatorie da una legge, mi pare del 23, una cosa di questo genere, che appunto sana tutte queste cose che sono state fatte in precedenza. Si chiama Lex Zwickau. Dunque, dicevo, in Italia nel 24 viene pubblicato un testo di genetica, Eredità nell'uomo, che riporta tutti i dati allora disponibili sull'ereditarietà, di caratteristiche somatiche, di patologie, eccetera, incluse anche le anormalità psichiche di carattere morale, di cui si diceva prima. La cosa interessante è questo, che l'autore, il professor Paolo Enriquez, ordinario di zoologia dell'Università di Padova, era un valente scienziato, acuto, era l'unico che in Italia, per dire, ha accettato criticamente la teoria cromosomica dell'eredità, quando tutti gli altri italiani dicevano che erano tutte le fesserie, che non bisogna credere, eccetera, eccetera. Però questo Paolo Enriquez suggerisce la sterilizzazione obbligatoria per quelle che lui chiama le stirpi molto perverse, che sarebbero quelle di prima, e su base volontaria per i casi di gravi malati costituzionali. Così scriveva nelle conclusioni, e vedrete che questo è un po' Bateson, insomma. Se l'umanità vuol migliorare, bisogna che la concezione della giustizia cambi, che si sostituisca il concetto di giustizia individuale quello di giustizia sociale. Aveva sicuramente letto Bateson, ma in più era anche, aveva aderito entusiasticamente al fascismo. A differenza del fratello Federico, il grandissimo matematico, socio dell'Accademia Lincei, che poi fu espulso dai Lincei nel 1938 per leggi razziali. Enriquez non vide queste leggi perché morì nel 1935 in un incidente automobilistico, quindi lui sparì improvvisamente dalla scena. Però questa cosa è interessante perché l'anno 24 è lo stesso anno in cui ci sono il primo convegno della Società Italiana di Genetica e Eugenica, di questa società italiana di genetica e eugenica fondata da Gini, Corrado Gini, lo statistico demografo. Allora, in questi, adesso faccio molto breve, l'ho scritto, c'è scritto quello che ho scritto è un pochino più dilungato, ma in nessuno di questi tre convegni viene accettata l'idea della eugenica negativa. Già nel primo convegno del 24 in cui partecipa il figlio di Darwin, che era un eugenista convinto e che aveva ereditato, diciamo, la direzione del centro di eugenica di Galton, anche lui dice che non bisogna stare attenti, che insomma, non si sposano le tesi degli americani. E invece in Italia ci sono delle serie obiezioni, per esempio da parte di un senatore, il senatore Pestalozza, il quale dice che non se ne parla assolutamente, che è una cosa illegale, che non è inaccettabile, eccetera, eccetera. Quindi l'eugenica non ha una grande storia, se non come sottofondo, come è stato detto, ideale, ma trova poi la declinazione particolare con il divieto dei matrimoni misti, che sarà praticamente uno dei canoni della politica razziale. Quindi si parlerà della purezza della razza. La razza, veniamo a quell'altro aspetto, la razza all'inizio è sostanzialmente un problema demografico. Tutti quanti si dedicano sul problema della razza, ma senza dire la razza italica, eccetera, la stirpe, ancora non è ben definita la cosa, con provvedimenti che servono a
aumentare il numero di figli, e quindi l'opera nazionale maternità e infanzia, per esempio, e poi gli incentivi alle famiglie numerose, eccetera, eccetera. Perché la politica, Mussolini, quello di giornale nel 28, il numero come forza, insomma, cioè non si può essere un impero se non ci sono persone, se non ci sono i militari soprattutto. Studi demografici avviati da Gini si associano, diciamo, ma corrono parallelamente a quelli antropologici e antropometrici di Sergi. Qui c'è un errore purtroppo sei venuto fuori Sergi, ordinario di antropologia all'Università di Roma, e di Guido Landra. Tenete presente questo nome, Guido Landra, assistente di Sergi. All'inizio esamino soprattutto i problemi, cioè le caratteristiche antropometriche delle persone, degli indigeni delle colonie, quindi si dedicano a quello. E poi, come vedremo tra un momento, avviene una trasmutazione, diciamo, di questa loro conoscenza su altri piani, soprattutto di Guido Landra, che diventerà poi una figura importante dei provenienti della razza. Però soltanto nelle conquiste coloniali viene enfatizzata la superiorità della razza italica. Sono già state citate queste due leggi, voglio soltanto dire che la prima era stata motivata dal fatto che nelle colonie spesso c'erano stati matrimoni o unioni paramatrimoniali tra italiani, soldati italiani o italiani che erano emigrati lì, e donne indigene. Il problema del cosiddetto madamato, cioè che in cui uno era legittimato a tenersi una moglie e poi però la poteva ripudiare, insomma, tutte cose, perché secondo questo era una legge locale, ma voglio dire, i provvedimenti avvengono dopo che ciò è avvenuto, e poi le norme relative ai meticci, perché questi poveri disgraziati che erano nati poi finivano negli istituti religiosi perché non sapevano cosa farsene, insomma, di questa gente. Vabbè, andiamo avanti rapidamente. Invece l'antisemitismo di Mussolini è molto prima della politica razzista. Fabre in Mussolini razzista del 2005 può leggere questo perché è un libro assolutamente completo e molto documentato. Nel 22 già era stato accolto tra i seguaci del Duce il violento antisemita cattolico Giovanni Preziosi, altro nome importantissimo dello sviluppo poi del razzismo e dell'antisemitismo. La Civiltà Cattolica, in un suo articolo, sospettava che ci fosse un'ingerenza ebraica e massonica nelle gravi tensioni sociali che affliggevano allora l'Italia, siamo nel 22. E Mussolini, subito dopo che è uscito di questo articolo, in un discorso pubblico ripreso dal Popolo d'Italia e dal Giornale d'Italia, si affretta a dichiarare che non vi erano ebrei nella dirigenza fascista. Quindi è chiaro che ci teneva a far capire che non era. E nel 22 sempre, precedentemente pubblicati come supplemento a Fede e Ragione, cioè appunto da quel ramo di antisemitismo cattolico, diciamo, violento, vengono pubblicati i documenti della conquista ebraica del mondo, anche noti come protocolli di Savi di Sion. Clamoroso falso che era stato fatto in Russia all'inizio del Novecento, mentre l'originale era il dialogo aux enfers entre Machiavelli e Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIXe siècle par un contemporain, scritto da Maurice Joly contro Napoleone III. Il testo c'è stato uno studio molto bello qualche anno fa che ha chiosato proprio i due testi, facendo vedere che era la stessa cosa. Ma questo era già stato però scoperto, diciamo, da Graves nel 1921. E tra il 1934 e il 1937 comincia la campagna antisemita, i giornali Il Tevere e il regime fascista cominciano a dire che dubbia italianità degli ebrei. Orano pubblica Gli ebrei in Italia, nel quale dice che gli ebrei, pur dichiarandosi fascisti, mostrano tendenze separatiste e individualiste, aprendo il dibattito ebrei d'Italia o ebrei in Italia.
Preziosi, sì, Preziosi polemizza con Orano perché dice che il suo antisemitismo non riconosce l'esistenza di una differenza razziale su base biologica. Siamo nel 37, quindi stiamo avvicinandoci purtroppo al momento cruciale. E Giovanni Preziosi nel 37 ripubblica i protocolli di Save di Sion con la prefazione di Julius Evola, che era un teorico della purezza del sangue e dei valori della tradizione della stirpe italica. E questo livello insomma, dei protocolli di Save di Sion vengono diffusi in 35.000 copie, che non sono una tiratura modesta. Purtroppo nel 1938 questa è la stampa e questi sono i provvedimenti di cui già è stato detto. Io questo, la difesa della razza, la pagina del primo numero, la copertina del primo numero, l'ho messa sia perché è arcinota, ma insomma la mossa del taglio, quel gladio romano, della separazione tra la stirpe italica e le altre stirpi. Ma soprattutto mi sono permesso di fare questo perché direttore di questa rivista era Interlandi, Telesio Interlandi, ma segretario di redazione era Giovanni Almirante, a cui Verona, Giorgio Almirante, a cui la città di Verona vuole intitolare una via, dicendo che è un importante politico della Repubblica Italiana, dell'inizio della Repubblica Italiana. Ecco. Non ho tempo di leggervi, ma potete andare, credo, sul cosa del Corriere della Sera, dove è riportato il testo di che cosa scriveva Almirante proprio sulla difesa della razza. E qui c'è il manifesto famoso dice, lo leggo io perché lì non si vede niente, un gruppo di studiosi fascisti, docenti delle università italiane, sotto legge del Ministero della Cultura Popolare, ha fissato nei seguenti termini quello che è la posizione del fascismo nei confronti dei problemi della razza. Devo dire che questi studiosi fascisti, docenti, non erano tutti di primissimo livello, non erano tutti persone diciamo, di provata scientificità, molti erano così, vero? Non erano proprio tutti, sì, diciamo, ecco. Allora, leggo soltanto di questo decalogo i punti, i titoli. Le razze non esistono, le razze umane esistono, lapsus freudiano mio. Vabbè, le razze umane esistono. Esistono grandi razze e piccole razze, il concetto di razza è concetto puramente biologico, la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici, perché il problema è che in passato c'erano state di tutto in Italia, arrivate di tutti invasioni barbariche, eccetera, eccetera. Poi dice, esiste ormai una pura razza italiana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti, è necessario dare una netta distinzione tra i mediterranei d'Europa occidentali e una parte degli orientali e gli africani dall'altra. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana, i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Devo dire che questa affermazione della caratteristica della pura razza italiana non convinceva neanche quelli che scrivevano sulla difesa della razza. C'è un articolo, adesso purtroppo non ho portato qui perché ho il testo, in cui dice che sono stati fatti analisi, diciamo, dei dati antropometrici dei coscritti non mi ricordo, del 38, no, del 38, dopo la prima guerra mondiale, non mi ricordo, scusate ma non mi ricordo, e che da questo i dati sono ancora troppo pochi per poter enucleare delle caratteristiche fondamentali, perché ci possono essere stati degli spostamenti di persone dal nord al sud, quindi confondendo, eccetera, eccetera. Quindi questo sembra una barzelletta, ma purtroppo su questo è stata fondata viceversa una politica di esclusione e persecuzione. Vabbè.
dico che questo il manifesto razza si realizza la sintesi tra propaganda antisemita, pregiudizio e razzismo, convincimento che l'eredità biologica ne spieghi il fondamento, riproponendo secondo me una versione autonoma ai fondamenti della razza e igiene, perché nelle due versioni, del 33 e 35, come già stato detto, aveva avviato tutta questa serie di cose. Secondo quello che ho potuto leggere, insomma, non c'è stato un copiare quello che ha fatto la Germania, ma piuttosto una maturazione, diciamo, forse anche con contaminazioni, diciamo, di questo genere. È interessante che non vi furono presi posizioni ufficiali da parte della Chiesa Cattolica. Invece spicca la posizione del francescano padre Agostino Gemelli, esponente di punta dell'antisemitismo cattolico, che scriveva appunto contro il popolo dei Cida. Gemelli è una figura interessante da un certo punto di vista, soprattutto per la psichiatria, perché poi lui si era interessato di psichiatria, di psicoanalisi. Però lui figura insieme a Guido Landra, che era l'estensore manuale del manifesto della razza. Il manifesto della razza l'ha scritto Mussolini, l'ha ideato Mussolini, l'ha emendato Mussolini, ma chi l'ha scritto è stato questo Guido Landra. Gemelli insieme a Guido Landra e con Ferruccio Banissoni scrive Manuale di antropologia e psicologia. Non l'ho letto, mi spiace, ma... Ecco, Darwin, finisco con Darwin perché, poveretto, è stato tenuto come padre fondatore. Lui ha scritto questo, nell'origine dell'uomo e la scelta sessuale, riguardo queste cose che giravano da parte insomma, dell'eugenica, eccetera. L'eugenica all'inizio, anche ammettendo l'inflessibilità della ragione di una nostra legge, non possiamo limitare la nostra empatia e vicinanza agli altri esseri umani senza offendere la parte più nobile della nostra natura. Questo è scritto Darwin. E invece, come avete visto, tutto il darwinismo è stato sempre tenuto lì perché era pericoloso, c'è stata la condanna della Chiesa, eccetera, eccetera. Ma non è stato mai tenuto se non dal darwinismo sociale che ne ha fatto poi. Vabbè. Questo purtroppo è di ieri, di l'altro ieri, questa cosa qui fa male perché significa che c'è un retroterra in Italia non importato di persone che sono fascisti e che sono stati sdoganati mentre invece erano nell'ombra, si vergognavano, da qualche anno invece ormai dilagano dappertutto. Allora, finisco con questa cosa che è la pubblicità di un libro che ho trovato in edicola. Il libro è Riflessioni sulla questione antisemita, non ho fatto tempo a leggerlo perché era ieri appunto. Però la pubblicità mi è piaciuta, cioè mi pare interessante. L'antisemitismo non è mai un odio isolato, ma è il primo sintomo di un tracollo imminente. Credo che tutti quanti dobbiamo renderci conto di questo e che l'antisemitismo, almeno in Italia sicuramente, è un antisemitismo fascista. Poi può darsi che abbia imparato da qualcun altro, ma tutto quanto il fascismo è stato antisemita. E poi c'è tutto il resto, perché il fascismo ha perseguitato per fini di testimoni di Geova, voglio dire, però insomma, lasciamo perdere, ci sono tante sfaccettature qui, per una cosa così breve non si può parlare di tanto. Però credo che questa cosa deve farci riflettere, insomma, e che quindi gli episodi di tolleranza, di aggressione, devono essere denunciati, perché se non si denunciano, questo ci porterà molto male, insomma, porterà molto male a noi e a tutta la civiltà che abbiamo faticosamente ricostruito dopo una guerra che è stata veramente una devastazione spaventosa, come avete sentito, e che ha portato via, terminati nei più vari modi, ha portato via l'equivalente della Lombardia più la Liguria. Tutti gli abitanti della Lombardia e della Liguria
sono spariti, cioè l'equivalente sono spariti in un tempo che va dal 37, diciamo, no, 37. È cominciato con la strage degli innocenti, con l'eliminazione dei bambini ammalati, dei pazienti psichiatrici, questo in Germania. E poi è finita nel 45, insomma, quindi un lasso di tempo molto breve. Vi ringrazio molto per la pazienza, l'attenzione e poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, certamente abbiamo piacere di sentire anche le vostre.